Assessore Scocimaro, presentata oggi la relazione annuale sulla qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia che si conferma buona, una relazione redatta da ARPA, un'agenzia da valorizzare? L'ARPA è già a livelli di eccellenza, lo dicono le statistiche, lo dicono anche l'Associazione Nazionale di questo tipo di agenzia. Quindi direi di adeguarla alle nuove tecnologie per fargli fare un ulteriore salto di qualità e quindi andare ancora meglio verso quell'eccellenza che già hanno. Certamente l'ambiente va ulteriormente seguito, l'ambiente non è di destra né di sinistra, l'ambiente è di tutti, ma soprattutto abbiamo detto andremo a cercare di portare l'ambiente verso quella che è l'industria pulita, ecocompatibile, quindi grandi industrie impattanti non vanno incontro a quelli che sono i progetti di questa giunta. E poi andremo a fare il nuovo piano appunto dell'aria la qualità dell'aria che è ormai datato 2012, visto che il mondo si evolve velocemente, bisogna altrettanto evolversi e fare un piano adeguato a quelli che sono i tempi del 2018-2019.